negozi e unitevi a noi. Andiamo. Procediamo verso il comune. Un governo tecnico. Abbiamo pagato sempre noi. Siamo l'ossatura portante di questo paese. Siamo gli unici che creano PIL in questo paese. Gli altri hanno portato fuori il lavoro. Quindi ritorno a ribadire, abbiamo una grande possibilità. È inconcepibile che tutte le domeniche si possa pensare che le attività commerciali rimangano aperte. È inconcepibile. Poi dobbiamo fare una ulteriore questione. La questione dei centri commerciali, non possiamo con il sistema stradale immaginare no. È incontrovertibile. Non sono d'accordo sulla posizione del finanziamento pubblico ai partiti, lo dico qui, chiaramente lo dirò che è fermato, perché è una trappola. È una trappola. Il finanziamento pubblico ai partiti va regolamentato. Magari i soldi nostri ai partiti perché fanno interessi ai cittadini. Bisogna non darne troppo, perché così non comprano le toglienti le parti di caramelle. Ma se andare di più perché si sentono dipendenti di qualche soggetto che li finanzia. Ormai stiamo privatizzando tutto, ma le autostrade, alle grandi aziende pubbliche, quindi poi quando uno acquista un'autostrada trovi un'altra a tutto poi finanzia il politico e continuano a fare quello che vuole lui. Noi non possiamo permettere che non siamo piccoli. E i piccoli non possono finanziare la politica, possiamo fare solo passacritti. Ecco, allora questo è il motivo della mattinata. Essere qua insieme, vi ringrazio per essere con numerosi, abbiamo fatto sentire la nostra voce e adesso arriverà il sindaco.